La Procura di Agrigento avrebbe individuato le responsabilità del crollo di Palazzo Lo Iacono. La svolta giudiziaria oggi, con la pesante richiesta avanzata dal procuratore aggiunto Ignazio Fonso e dai sostituti Sandro Fornacier ed Adriana Ciavattini di rinvio a giudizio per il sindaco Marco Zambuto per concorso colposo in crollo di costruzioni. La richiesta di processo riguarda anche diversi dipendenti comunali e 3 appartenenti all'impresa che svolsero i lavori di messa in sicurezza. Si tratta del direttore dei lavori Gaspare Triassi, del responsabile del procedimento l'architetto Calogero Tulumello, del dirigente dell'ufficio tecnico Giuseppe Principato e dei geometri Andrea Patti e Marcello Cappellino, e ancora del geologo Attilio Sciara, attuale responsabile dell'ufficio comunale di protezione civile, e 3 dirigenti dell'Edicoa, impresa che ha eseguito i lavori, Giuseppe Carmelo e Calogero Analfino. Un vero e proprio affondo quello dell'accusa nel capo di imputazione. Gli indagati avrebbero messo in atto una serie di condotte colpose, negligenti ed imprudenti per l'oggettiva assoluta inidoneità tecnica dei progetti di lavori solo dichiaratamente finalizzati alla messa in sicurezza. Opere, si legge ancora, concretamente eseguite ma insufficienti, male realizzate ed inadatte al fine per la lunghezza estenuante delle operazioni articolatesi in interventi abborracciati e privi di una seria logica di progetto. Parole come macigni, quelle dell'accusa. Un crollo annunciato, dunque, quello avvenuto il lunedì dell'Angelo alle 5:30 del 25 aprile 2011, un boato che scosse il quartiere antico tra le vie Santa Maria dei Greci, San Vincenzo e Salita Itria. Solo per un miracolo non ci furono vittime. Pochi giorni prima, per il Venerdì Santo, in quel tratto di strada passò la processione. Danneggiata da calcinacci e detrito un'autovettura, una Fiat Marea parcheggiata vicino all'immobile crollato. Diverse furono le famiglie sgomberate e dopo il crollo le polemiche con la vicenda giudiziaria approdata oggi con la richiesta di rinvio a giudizio.